Sono stati identificati i 3 responsabili dell'aggressione ai danni di un ottantenne di San Martino al Tagliamento, finito in acqua mentre stava pescando all'alba di domenica Bibione. Erano circa le 6:50 quando l'uomo, che si trovava nei pressi del pontile da cui parte il collegamento X-Lagoon, è stato aggredito alle spalle e scaraventato in acqua senza un apparente motivo. I 3, infatti, non conoscevano la vittima e secondo quanto ricostruito finora non ci sarebbe stata alcuna provocazione. Si tratta di 3 italiani neomaggiorenni e residenti nel portoghurese. A permettere agli investigatori di risalire alla loro identità sono state soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'aggressione e gli spostamenti di una Citroën arrivata nei pressi del pontile con i 3 a bordo. L'anziano, residente in via Poincico a San Martino al Tagliamento, dopo la caduta in acqua è riuscito a reagire, ha nuotato controcorrente, si è aggrappato ai pali del pontile e ha raggiunto nuovamente la riva, prima di chiamare il 112. Ha riportato alcune scoriazioni e diversi traumi. Che di solito va, quando c'è la bella stagione, va giù al mare, all'appartamento e va a pescare, lui tranquillo. Gli accertamenti hanno quindi permesso di identificare i 3 che sono stati denunciati e saranno interrogati nelle prossime ore. Resta da chiarire il motivo di un'aggressione che al momento, secondo quanto emerso finora, sarebbe stata del tutto immotivata. Un episodio che ha profondamente scosso la comunità di San Martino al Tagliamento, lasciando rabbia e incredulità per quanto accaduto a un anziano che si trovava semplicemente a pescare. L'educazione dei giovani di oggi, non c'hanno la famiglia, abbiamo distrutto le famiglie, non esistono più i nonni, purtroppo. Bisognerebbe intervenire facendo delle cose, intervenendo sulle persone. Qui invece le persone alla fine fanno quello che vogliono e sembra quasi che ci sia una giustizia che è fatta per chi infrange la legge e non protegge per niente chi la rispetta. E questi ragazzi pensano di fare un po' quello che vogliono, dopo non so cosa sia successo in effetti, magari sono stati provocati, non lo so, questo non lo so io.